Premetto che questo sarà un video con pochi tagli. Ora, il 29 luglio del 2019, cioè un esatto anno fa, veniva pubblicato il video del trailer di questo canale, cioè il primo video pubblicato su Pets Economy. Ora, è passato un anno molto molto intenso e ora è il momento di tirare un po' le somme. Probabilmente vi interesserà, se non vi interessa chiudete decisamente il video, ci risentiremo molto più avanti. Però ci sono degli annunci che vorrei fare, quindi magari se vi interessano quelli skippate più avanti nel video. Durante quest'anno mi sono preso un pochino di appunti, mi perdonerete se guarderò lì. Non guardo mai durante i miei video qui, però cerco di ricordare tutto, ma questa volta voglio fare così. Il mio obiettivo, quando ho aperto questo canale, era fare minimo 3 video a settimana per un anno intero. Ci sono riuscito? Cavolo sì, ce l'ho fatta! Per il rotto della cuffia, perché l'ultima settimana paradossalmente è stata talmente incasinata che ha messo seriamente a rischio questo progetto. Pazzesco. Un anno intero di almeno 3 video a settimana. Ci sono state settimane con 5 video, 6 video probabilmente, 7 probabilmente no, però 6 video a volte ci sono stati, quindi mi sono molto impegnato quest'anno. Ho mantenuto la promessa che mi ero fatto da solo, a me stesso, e ho pubblicato 168 video in quest'anno che fanno circa una media di 3,2 video a settimana. Più di 3 video a settimana, quindi fantastico. Ho controllato, settimana per settimana ce ne sono almeno 3, la memoria non mi ha ingannato, sono stato molto bravo, e con questo impegno sono riuscito a raggiungere degli obiettivi insperati, decisamente insperati. All'inizio di questo canale non mi aspettavo minimamente tutto questo iter, ok? E ora vi vado a dire un pochino di statistiche, nonostante, e lo dico subito, le statistiche di YouTube sono buggate molto molto spesso. Molto spesso. Cioè, molto spesso succede che ci siano dei giorni che rimangono in elaborazione, non ti dice i dati. I dati arrivano in ritardo, sono spesso sbagliati, vengono corretti nel tempo. YouTube è una piattaforma purtroppo ultimamente molto molto buggata e soprattutto io risento molto del bug delle notifiche. Le persone che hanno attivato la campanellina sotto i miei video, che sono esattamente più di 400 persone hanno attivato la campanella sotto al mio canale, quindi ricevono le notifiche sempre quando esce un mio video, non le ricevono sempre. Purtroppo c'è questo bug di YouTube per il quale parte di queste persone non ricevono la notifica, cosa che affossa decisamente le mie visualizzazioni. Visualizzazioni che in totale sono state 115.000. I miei video sono stati visti 115.000 volte. Zero aspettative a riguardo, cioè pensavo molto molto di meno quando ho iniziato questa avventura. Veramente grazie, probabilmente questo risultato insperato è stato raggiunto grazie a delle tematiche e soprattutto delle occasioni che si sono venute a creare, perché c'è stata l'occasione di parlare di tante cose di attualità durante questo anno che hanno fatto interessare tantissimo le persone all'economia. Io mi rendo conto che questo sia stato un periodo molto molto particolare. Tante persone si sono avvicinate all'economia per capire che cosa stesse esattamente succedendo e io ho soddisfatto questa domanda. Ho cercato di spiegare nella maniera più semplice possibile, ma anche più corretta possibile, a volte sbagliando perché ho fatto i miei errori durante quest'anno, in particolare con un video che ho messo privato per il momento, lo rigirerò più avanti, ma in generale non sono così tanti gli errori e se ci sono li trovate nelle descrizioni. Nelle descrizioni, se ho fatto un errore c'è scritta la correzione. 115.000 volte sono stati visti i miei video e si sono iscritte più di 2.500 persone, che sono più del doppio di quante avrei sperato, molto più del doppio di quanto avrei sperato in realtà, perché io credevo di raggiungere la monetizzazione, cioè 1.000 visualizzazioni, 4.000 ore di visualizzazione, in più di un anno, un po' più di un anno, e invece dopo relativamente pochi mesi sono già arrivato alla monetizzazione. Ora possiamo calcolare effettivamente quanto sono stato pagato per ogni ora di visualizzazione. Facciamo così perché per ogni ora di lavoro sarebbe difficile da calcolare, perché video diversi mi hanno occupato tempi diversi. Soprattutto aver cambiato telecamera mi ha realmente
cambiato i tempi di editing, cambiato i tempi di rendering, eccetera, eccetera, quindi sarebbe difficile da stimare con il mio orario di lavoro, ma con l'orario di visualizzazione, per ogni ora che voi avete visualizzato, io ho ricevuto ben 2 centesimi di euro, non di dollaro. Mi rendo conto che sia una cifra abbastanza ridicola, abbastanza bassa, però è solamente l'inizio. Le prospettive future sono rosee, probabilmente, perché guadagno molto di più in relazione rispetto a tanti miei altri colleghi divulgatori, o comunque rispetto alla maggior parte delle categorie che ci sono qui su YouTube. Ad esempio il gaming paga pochissimo, la divulgazione economica paga veramente tanto. E mi rendo conto di quale sia il motivo per il quale esistono così tanti canali di finanza personale, sempre tra molte virgolette, di persone completamente improvvisate, perché si guadagnano molti soldi sostanzialmente. Molti soldi che attualmente non sono arrivati, e questo parallelismo l'abbiamo fatto per tutte le ore di visualizzazione, ma vi ricordo che le prime 4.000 non erano monetizzate, quindi in realtà in futuro crescerà di molto questo numero, questi 2 centesimi ogni ora visualizzata cresceranno, vedrete. Sempre ragionando sulle ore, mi avete visualizzato per un totale di più di 300 giorni su 365. E questo è molto molto strano, cioè nel senso, fa molto strano pensare che le persone in generale, ci sia sempre stata una persona a guardare i miei video 24 ore su 24 per 300 giorni. Ora, non è effettivamente così, però più o meno equivale, ed è una cosa che mi sbalordisce tantissimo, perché non me l'aspettavo minimamente, mi aspettavo molti meno giorni di visualizzazione, tra virgolette. Piccola soddisfazione personale, poi sono finito nella prima pagina di Google per quanto riguarda i video, per tutte quelle persone che hanno cercato BTP Futura per diverse ore. Cioè Google, alle persone che cercavano dettagli su un investimento o comunque informazioni sui BTP Futura, ha consigliato me alle persone, e questa è una cosa che mi riempie veramente di orgoglio. Probabilmente è una cosa sciocca, cioè altre persone diranno, beh, io finisco continuamente nei cosi di Google. Io non c'ero mai finito, e sinceramente è stata una soddisfazione immensa. In pochissime ore ho fatto una valangata di views, ovviamente, perché Google è Google. Non ci sono più finito, purtroppo, però è stata una cosa molto recente, quindi può essere che in futuro ci finisca nuovamente. Io lo spero molto molto vivamente, e spero soprattutto che, visto che Google consiglia i miei video, anche YouTube si accorga che succede questa cosa, perché YouTube consiglia poco i miei video alle persone. In realtà non pochissimo, però non tanto quanto spererei. Quindi YouTube, sveglia, esisto anch'io, mostrami alle persone, per cortesia. Passiamo quindi a dei dettagli più anagrafici. Chi mi segue? Mi seguono persone, rapporto uomini-donne, 80-20. Quindi c'è un buon 20% di donne che mi guardano. Questo è molto bello, e vi incoraggio sempre di più, voi donne, a guardare i miei video, perché in questo momento siete una minoranza, ma c'è da abbattere il brutto stereotipo che le donne non siano interessate all'economia. Quindi mi raccomando, se avete amiche donne che pensate possano essere interessate, consigliategli il mio canale, perché probabilmente gli piacerà. Altro dato anagrafico molto molto divertente è che siete un po' spaccati come età. Abbiamo un 50% di under 34, quindi persone sotto i 34 anni sono la metà che mi seguono, sopra sempre la metà. Molto molto strano. Ma soprattutto il dato più stupefacente è che il 6%, che non è una percentuale bassa, il 6% delle persone che mi segue è over 65, persone da 65 anni in su, che è una cosa meravigliosa, è fantastico. Io non pensavo neanche che persone oltre i 65 anni guardassero YouTube, però evidentemente siete tanti e finite sul mio canale, quindi benvenuti. Altro dato molto molto interessante, questa volta geografico, è che non mi seguite solo dall'Italia. Io questa cosa a zero proprio, non ci avevo pensato all'inizio, non ci avevo pensato finché non ho visto le statistiche, zero proprio. Mi seguite anche da altri paesi. Wow, cioè ragazzi, oltre l'Italia mi seguono tantissime persone, ad esempio dalla Germania, dal Regno Unito, dalla Svizzera, dalla Spagna, dalla Polonia, ma pure fuori dall'Europa, cioè rendetevi conto, fuori dall'Europa c'è qualcuno che segue il mio canale, evidentemente qualche italiano che se n'è andato all'estero, ma ad esempio dal Messico mi segue un sacco di gente. Ragazzi, cosa sta succedendo esattamente?
annuncio qui, in questo momento del video, che ci saranno delle sorprese in futuro per queste persone che mi seguono dall'estero. Non dico niente ora, ho dei progetti. Vediamo se riesco a realizzarli. Finirò con un paio di dati perché non vi voglio ammorbare con 62 milioni di statistiche, eccetera, eccetera. Però sono cose molto interessanti per quanto mi riguarda. Tantissimi mi guardate da telefono, molto più da Android rispetto che iOS. Molti mi guardate da PC, ma la cosa incredibile è che il 6% mi guarda da tablet, il 4% mi guarda dalla TV, ragazzi. Ma la cosa più stupefacente che mi ha fatto esplodere completamente il cervello quando l'ho vista è che 274 persone mi hanno visto da una console, compresa tra PlayStation, Xbox e Switch. Ora, come? Cioè, nel senso, c'è la possibilità di guardare YouTube dalla console, io neanche lo sapevo. Non ce le ho queste console, quindi mi era completamente ignoto. Sono andato a guardare e ho detto, cosa? Queste persone mi seguono da una console per i videogiochi? Veramente? Ultimo dato, mi avete condiviso più di 2000 volte. Ora, io vi sono eternamente grato per queste condivisioni, perché sono super iper importanti. Le condivisioni sono quella cosa che fa esplodere un canale. Prima o poi, se condividete quel video, potrebbe potenzialmente diventare virale o comunque venir visto da tante più persone rispetto a quelle che raggiungerei normalmente. È una cosa fondamentale condividere. Grazie mille alle 2000 persone, probabilmente non sono 2000 persone, sono 2000 video condivisi, comunque a quelle persone che condividono sempre i miei video o che l'hanno condiviso anche solo una volta. È super iper importante per farmi conoscere la condivisione, quindi mi raccomando. Finite le statistiche, ora parliamo un po' di che cosa succederà a questo canale. Ora, io non volevo smettere di fare video. La mia intenzione era continuare la mia programmazione normale per tutto quanto agosto e comunque continuare, sempre, non avere mai stop. Tuttavia, si sono venute a creare delle situazioni per le quali io, ad esempio, per un periodo della mia vita, alcuni mesi della mia vita, ho dormito quelle 2 ore a notte a volte, anche di meno, cioè nel senso, ci sono stati periodi un po' di disagio per quanto riguarda il mio stile di vita. Io ora ho finito la sessione, dovrò fare degli esami lo stesso a settembre, purtroppo per questioni che non starò qui a discutere su YouTube, e è successo che io mi sia detto meglio la salute, nel senso, se devo registrare video e stare male per registrarli, perché una persona che dorme 2 ore a notte per dei mesi, dopo un po' sta male, ve lo assicuro, non è per niente salutare dormire poco. Ha i suoi vantaggi, vivi molte più ore rispetto alle altre persone, logicamente, però puoi fare tantissime cose in più rispetto alle altre persone, ma ha un prezzo, ha un costo questa cosa, quindi è un costo che in questo momento non sono disposto a pagare perché voglio ricaricare le mie pile. Può essere che in futuro tornerò a fare questo genere di cose, quasi sicuramente, perché mi conosco, sono una persona così che vuole fare 52 milioni di progetti e il tempo scarseggia. Però in questo specifico momento, che agosto fa un caldo pazzesco, io adesso sto sudando come un drago esattamente come nel trailer del canale di un anno fa, è un déjà vu questo. Ho deciso di volermi un pochino più bene e quindi ricaricare le pile. Mi fermo, ho una lista di cose da fare che ho accantonato perché c'era la sessione, quindi non ho potuto farle nell'immediato. È una lista di 208 cose per il momento, quindi piano piano sto svuotando questa lista. Svuotare questa lista è gratificante, ve lo assicuro, però ho un sacco di cose da fare. Ho un sacco di cose da fare per le quali non posso dedicarmi più così tante ore della giornata a scrivere video per YouTube. Questo cosa vuol dire? Che non verranno più video su YouTube? No, assolutamente no. Questo è semplicemente un periodo di pausa. Un periodo di pausa che non ho ancora deciso quanto durerà. Sicuramente fin quando non avrò svuotato la lista. Quello è poco ma sicuro. Non so se sarà entro quando reinizierò gli esami, perché mi è molto più facile registrare i video durante la sessione, per il semplice motivo che sono già qui a studiare su questo portatile, quindi appena faccio una pausa dallo studio posso scrivere un video, faccio un'altra pausa, posso registrarlo, poi faccio un'altra pausa e ne edito un pezzetto, eccetera, eccetera. Mentre se non sono qui, sono fisicamente giù in casa mia, perché registro da una mansarda, mi viene molto più faticoso scrivere video. Devo essere fisicamente qui. Questo è il mio posto della scrittura dei video, della registrazione, dell'editing, eccetera, eccetera. Quindi, nei prossimi mesi, prossime settimane, non lo so ancora, probabilmente settimane, non mesi, però non vi posso promettere niente,
non scriverò video e quindi non ne usciranno. Tuttavia ci saranno tantissimi contenuti appena ripartirò. In una modalità diversa, non ho più intenzione di fare 3 video a settimana, farò i video che mi sento di fare durante la settimana, che vuol dire che ci saranno 0 video alcune settimane, ci saranno 7 video alcune settimane, completamente random. Quello che deciderò di fare lo farò, senza pormi dei limiti di 3 video a settimana che possono mettermi delle ansie, ad esempio. Farò quello che mi sento, senza alcuna pressione. Soprattutto perché ora effettivamente sono monetizzato, quindi perché no? Cioè, nel senso, prima dovevo avere una certa schedule, una certa programmazione dei video per riuscire ad arrivare al mio obiettivo, che non era la monetizzazione, però va bene. Ora che sono monetizzato posso fare quello che voglio, perché non ho più un limite successivo. Cioè, non avendo più un limite, non ho scadenze da rispettare. Non avendo scadenze da rispettare, posso fare contenuti quando voglio. Il primo ringraziamento speciale sicuramente va a me stesso. Per quale motivo? Perché mi sono impegnato molto, mi sono impegnato il più possibile, ho dato il meglio di me. Probabilmente ci sarà ancora da migliorare, anzi sicuramente ci sarà ancora da migliorare, però per quanto riguarda il mio sforzo, il mio impegno, sono stato impeccabile, me lo devo riconoscere e questo fa parte del volermi bene, riconoscermi i miei meriti. Dopo arriveremo anche alle cose che non vanno bene, però il secondo ringraziamento speciale va sicuramente a voi, mio pubblico che mi state guardando, soprattutto e specialmente ai miei iscritti e ai miei iscritti che hanno attivato la campanellina e condividono i miei video, perché mi avete aiutato tantissimo a farmi crescere, a far crescere questo canale, questo progetto. In particolare il mio ringraziamento va allo zoccolo duro di questo canale, cioè quelle persone che trovo sempre nei commenti che sono super interessate a questo canale, alla mia persona, anche questo è stupefacente, e veramente grazie mille perché mi tenete molta compagnia, vi vedo sempre sotto i miei video, vi rispondo molto, molto volentieri e vi leggo molto molto volentieri, fate delle domande molto intelligenti, ogni domanda è intelligente, mi raccomando, qualsiasi domanda vogliate fare scrivetela sotto nei commenti perché io vi rispondo sempre, o comunque sempre quando riesco a rispondere, nel senso se non so un qualche cosa non sparo una cavolata, semplicemente vi dico che non la so. Arriviamo quindi alle note dolenti. Io non sono soddisfatto da questo canale. E voi direte, non ti aspettavi un successo del genere? E quindi dovresti essere contento. E sono stracontento, assolutamente, sono contento di quello che hai raggiunto, perché è molto di più di quanto pensavo di raggiungere. Tuttavia non sono pienamente soddisfatto, perché avrei potuto fare le cose meglio. E spero di poter fare le cose meglio in futuro, con più calma, non avendo delle scadenze, con più contenuti di qualità maggiore, spiegati più facilmente, in maniera più comprensibile, meno balbettanti soprattutto. Io registro i video, ci metto 40 minuti per un video che poi ne esce da 7 minuti, perché devo continuamente tagliare pezzi nei quali dico cavolate o balbetto o non mi ricordo quello che devo dire, eccetera, eccetera. E è un problema che mi riguarda e che sinceramente voglio appianare nel futuro. L'intento di questo progetto, se mi seguite da quando ho pubblicato il trailer, o comunque se avete visto il trailer, era duplice. Il primo è stato raggiunto, cioè togliere quel velo di ignoranza ad almeno una persona, cioè finché c'è almeno una persona che trae dei benefici dai miei video, allora io sono contento, perché ho tolto questo velo di ignoranza dai suoi occhi e sono pienamente soddisfatto. L'economia è una cosa da conoscere, della quale essere consapevoli, mi raccomando. Il secondo obiettivo era diventare un po' più sciolto. Ora, sicuramente sono più sciolto davanti alla videocamera. Questo sì. Il mio obiettivo però non era solamente diventarlo davanti alla videocamera, era anche diventarlo nella vita. Ci sono riuscito? Sì e no. Nel senso, sono sicuramente molto più sciolto a parlare con le persone via chat o comunque via videochiamata o cose del genere. Sono molto più disinvolto nelle relazioni interpersonali con alcune persone, anche grazie a persone che ho conosciuto grazie a questo percorso fantastico, perché io ho conosciuto una marea di persone fantastiche, divulgatori, gente del mio pubblico, persone bellissime con le quali ho anche collaborato a volte. Ho avuto delle collaborazioni che non sono state su questo canale ma sui loro canali, vi invito a recuperarle tutte quante, magari se mi ricordo le lascio nella descrizione. Sicuramente sono soddisfatto da questo punto di vista, ma non soddisfatto dal punto di vista della vita vera, nel senso, se mi trovo davanti a una persona e ci devo parlare,
Soprattutto se ci devo parlare di economia, la quale sono molto molto attento a non sbagliare e non dire cavolate, perché sono un divulgatore adesso, non ce la faccio ancora come vorrei. Non sono fluido quanto vorrei, mi prende un pochino il panico, quindi è ancora una cosa sulla quale dovrò lavorare. Questo lo prenderò come trailer 2.0 e il prossimo anno dovrò fare in modo di aver appianato anche questa cosa. Oltre al trailer del canale, anche il video di fine anno conteneva dei buoni propositi. Buoni propositi che contenevano anche il fatto di dover fare dei contenuti originali per le altre piattaforme, Instagram, TikTok, eccetera. Ora, ci sono riuscito? Parzialmente ho fatto qualche cosa di originale solo per quelle piattaforme. Non tutti voi mi seguite in quelle piattaforme, quindi qui sotto nella descrizione ci sono tanti link con i miei social, andatemi a seguire. Sono riuscito in parte a farlo, ne ho fatti pochi. Se devo essere sincero non sono soddisfatto di quanti ne ho fatti, quindi nel futuro organizzerò meglio anche questo lato. Spero che tra un anno da adesso io sia riuscito a pubblicare contenuti originali su tutte le mie piattaforme, non solo su alcune, e soprattutto contenuti di qualità, fatti bene, eccetera, eccetera, esattamente come ce li ho nella mia testa. Le cose nella mia testa funzionano benissimo in maniera lineare e poi applicate alla realtà diventano molto più complesse, ovviamente. Questo è stato abbastanza un flusso di coscienza, quindi è durato un sacco, probabilmente avete ascoltato cose che non mi interessavano, eccetera, eccetera, quindi non voglio rubarvi ulteriore tempo. Mi raccomando, su questo canale non verranno pubblicati contenuti per un po', attivate la campanellina qui sotto, questo è il momento giusto per attivare la campanellina. L'attivate perché non ci saranno notifiche, molto semplicemente. Ci sarà una singola notifica nel momento in cui riprenderò a fare video, per sapere che sono tornato. Attivatelo per quello, perché così saprete quando tornerò. Nel momento in cui farò il mio primo video, mi ricorderò di dire: chi ha attivato la campanellina solamente per ricevere la notifica di quando ritorno, la disattivi ora se non gli interessa più. Ve lo ricorderò, quindi per favore fatemi questa cortesia. Attivatela qui sotto, anche se odiate le notifiche, non ve ne invierò, quindi mi raccomando, la campanellina. Vediamo se riesco a concludere questo video senza sciogliermi. Ora, arriveranno nuovi contenuti, perché mi sento di aver arricchito questa piattaforma, aver aggiunto del valore a questa piattaforma sulla quale c'erano pochissimi altri canali di divulgazione economica in italiano, e li ho scoperti tutti quanti dopo aver aperto il mio, e per fortuna, cioè, ho scoperto cose che mi piacciono, quindi molto molto bene, anche se è la concorrenza. Arriveranno nuovi contenuti, sia qui, sia su altri canali. Aprirò probabilmente altri canali, vi farò sapere comunque tutto quanto, vi terrò aggiornati quando sarà. Arriveranno contenuti sui miei altri profili social, quindi seguitemi, qui sotto in descrizione ci sono i link. Mi raccomando, se potete fare le vacanze, godetevele, se non potete farle, godetevi tutti quei momenti che voi passate per voi stessi. Trovatevi sempre un momento per coltivare le vostre passioni, per guardare dei video su YouTube di qualche cosa che vi interessa. Siate, mi raccomando, sempre sereni e cercate di volervi bene nel tempo, di più di quanto mi sono voluto bene io quest'anno, mi raccomando.